I am my dream, second out, fuori secondi. Qui c'è spazio solo per chi vuole essere i primi. Oggi siamo qui con Andrea. Ciao Andrea. Ciao Luca. Ti faccio subito una domanda e faccio partire anche il timer. Come rispondi agli imprevisti? Oh, bella domanda. Ma l'imprevisto arriva, per cui tu non sai quando arriverà, non sai cosa farai e non sai neanche se avrai le capacità per rispondere. Il mio imprevisto è stato trovarmi su una strada vigilata, sicurissima, tornavo all'auto che avevo affittato, 4 persone la stavano rubando, mi sono fermato, mi hanno sparato e non avevo fatto nulla, non avevo reagito, E quindi il mio imprevisto è stato trovarmi in quel posto con delle persone che invece che chiedermi le chiavi dell'auto mi hanno sparato e prima ho rischiato di morire e poi mi sono trovato su una sedia a rotelle, avevo 24 anni, non avevo fatto nulla, avevo una vita apparentemente molto aperta davanti. E oggi penso di aver reagito molto bene. Come ho reagito? Trovando l'energia dentro me stesso, perché quello che noi non consideriamo è che tutti noi abbiamo una grandissima energia. Io quando mi sento dire sei un eroe, piuttosto che insegna agli altri, dove hai trovato tu questa energia? Dove la possiamo trovare noi stessi, tutti noi stessi, cioè dentro di noi. L'ho trovata nelle altre persone che mi hanno aiutato, ma soprattutto ho scoperto che tu puoi affrontare qualsiasi cosa nella tua vita, quindi qualsiasi cosa ti succeda, è un imprevisto, è qualcosa che non avevi preventivato, la tua vita può subire una sterzata di 180 gradi, un testacoda violentissimo, però tu a quel testacoda lì puoi reagire con una forza che probabilmente non pensavi di avere, puoi reagire affrontando il problema. Quindi ecco, io credo che quando c'è un imprevisto bisogna provare a affrontare quello che ti sta succedendo. È inutile pensare di trascorrere tutta la vita in carrozzina e di pensare se questo ti piacerà o non ti piacerà. È meglio cominciare a scegliere cosa vuoi fare oggi, cosa vuoi fare, come vuoi allenarti oggi in palestra, cosa vuoi fare stasera, prendere delle piccole scelte. Il problema quando è troppo grande tu non riesci ad affrontarlo, è come una torta enorme senza zucchero, la tagli a fettine, ne mangi un po' al giorno, alla fine finisci la torta. Quindi io quello che mi sento di dire è che nessuno di noi sa la forza che in realtà può esprimere. Quello che deve sapere è che la forza c'è, possono esserci delle circostanze della vita che ti aiutano a tirarla fuori, però non dobbiamo precluderci l'idea di non riuscire a scalare quella montagna e soprattutto dobbiamo cominciare a fare quei 4 passi che ci porteranno un pochino più in alto finché arriviamo in vetta. Io mi ricordo di averti conosciuto ad un intervento proprio nelle scuole che spesso frequentiamo e mi ha molto colpito ascoltarti, ecco, diciamo che è stata una bella esperienza per me sentire la tua storia da una parte, finita la domanda, ma la tua storia da una parte, ma anche insomma lo spirito con cui poi hai intrapreso e fai tante altre cose, no? Cioè nel senso che hai saputo rivederti nel tempo. Sì, l'incidente è stata un'opportunità poi per fare cose che non avrei mai pensato di fare. 3 attraversate atlantiche, ma soprattutto 10.000 persone in barca, gratuitamente con la barca che ho costruito, e da quella barca ho detto se puoi progettare una barca accessibile puoi progettare una città accessibile. Beh, adesso è il mio turno, quindi ti faccio una domanda. Facciamo partire il timer, sono molto curioso di capire come riesci a essere organizzato, quindi vorrei sapere quali sono i tuoi punti di forza e anche i tuoi difetti, punti di debolezza. Ma diciamo che nonostante la chiacchierata e un po' anche ci conosciamo, metterei il piano sportivo e il piano lavorativo su 2 piani distinti, nonostante tutti mi dicono vabbè ma la tua vita è attorno al tuo sport, al pugilato. Dico sì, però dal punto di vista sportivo riesco a, come dire, ad organizzarmi. Il prossimo match potrebbe essere fra 2 o 3 mesi, quindi riuscire ad organizzarmi bene, ad aver chiare le idee su come programmare la mia preparazione. So che posso lavorare fino a un tot di tempo prima del match, poi comincio ad organizzarmi per lavorare solo su quella cosa lì. E l'altro aspetto invece è l'aspetto lavorativo, quindi tutto quello che riguarda la giornata, lezioni in palestra,
corri di qua, corri di là, vai dagli sponsor, vai a trovare delle persone, serate, interventi e tante altre cose che lo sport mi impegna, e buttarmi dentro al mio sport vuol dire, cioè essere dentro al mio sport vuol dire fare tante di queste cose, perché la fortuna mia è che sono riuscito a portare alla gente questo sport. Il mio punto di forza è proprio questo, quello di riuscire ad organizzarmi bene e mettere insieme le due cose e farle diventare un tutt'uno. Quindi l'organizzazione secondo me è la parte fondamentale. Molte volte quando non riesco a trovare organizzazione mi trovo in difficoltà, perché a me piace avere proprio tutto in calendario, tutto ben organizzato, orari precisi, perché altrimenti non riesco durante la giornata a essere puntuale a tutte le cose che devo fare. E i miei punti di debolezza invece sono proprio come dire, essere anche troppo permissivo soprattutto a certe persone, dar troppa disponibilità. Ecco, io diciamo da una parte la gente mi vuole bene, mi ama per questo, essere mio molto semplice, essere molto vicino alle persone, essere socialmente attivo, essere vicino ai ragazzini, essere sempre propositivo, però dall'altra diventa una mole ulteriore di lavoro, soprattutto quando dovrei dedicare magari del tempo per me, per altre cose, e magari invece lo dedico a tutto il resto. Ecco, quindi un mio grosso limite è magari avere qualcuno che riesca a gestirmi in questa situazione qua, essere dietro le quinte e quindi non essere sempre in prima persona. Essere sempre in prima persona davanti alla gente fa sì che il mio essere disponibile a volte mi priva personalmente di tantissime altre cose. Ecco, questi sono secondo me i miei due punti, quello di forza e quello di debolezza. Ho risposto proprio perfettamente dentro ai canoni. Tocchiamo il timer. Bene, io ho parlato di diverse cose, faccio partire subito il timer. Come hai costruito il tuo team di lavoro? È ancora in evoluzione, visto che abbiamo parlato proprio di queste cose qua. Mi collego proprio a quest'ultima mia riflessione. Sicuramente è sempre in evoluzione, perché il tuo team è la situazione più difficile da creare, più importante. Le aziende sono fatte di persone, io faccio l'imprenditore per cui lavoro con delle persone. Dopo c'è il capannone, dopo ci sono i macchinari, dopo c'è il prodotto, ci sono tante cose, ma la base è le persone. Ho fatto tantissimi errori in vita mia, continuo a farne tutti i giorni, ma proprio lavorare con gli altri è la cosa più complicata, ma è quella che ti permette poi di ottenere i migliori risultati. Quindi è sempre in evoluzione, deve esserlo. Quello che mi sento di dire è che negli anni ho imparato a vedere nel team comunque una comunanza di valori. Sembra una frase scritta sui libri, però al di là delle procedure, al di là dei metodi, al di là del chi deve fare cosa, ci vuole una condivisione di vogliamo fare tutti lo stesso percorso, vogliamo arrivare tutti nello stesso posto. Quando tu hai questo riesci a fare delle cose con le persone, se no dai degli ordini o ricevi degli ordini. Invece la condivisione vera può esserci quando tutti hanno un obiettivo e vogliono andarci lì. Quindi sicuramente è in cammino, come penso sia in cammino anche per te, o invece per te il team di lavoro è qualcosa di statico, di fisso? No, direi che è sempre abbastanza in movimento anche nel nostro caso. A me piace proprio parlare di team, nonostante il mio sia uno sport individuale, molte volte parlo di noi. E mi dicono, ma come mai tu parli di noi? Cioè, sei tu sul ring. Sì, ma io sono la punta che quello che sale sopra lì, sì, sale sopra lì sul ring, però effettivamente dietro c'è uno staff che è uno staff per me importante, quindi le persone che si sono consolidate, ok, squadra vincente non si cambia. R-Team, a me piace chiamarlo R-Team, ho fatto anche il logo molto simile a lei Team, sì, R-Team, Rigoldi Team, è
è proprio, come dire, il mio punto di forza. Sono sicuro che dentro lì ci sono tutte le persone che da sempre hanno creduto nel mio progetto, hanno sempre creduto in me e mi hanno sempre valorizzato. Ecco, questo è secondo me un aspetto fondamentale. Poi, nonostante non c'è solo il ring, quindi il lavoro è tante altre cose, la palestra, le palestre, e anche lo staff che collabora con me direttamente, perché molte volte io sono imprenditore ma di me stesso, sono io la mia azienda, quindi io sono la mia immagine e io sono quello da promuovere e attorno a me gira tutto quanto il mio staff. Abbiamo concluso anche questa terza e ultima domanda. Io ti ringrazio, io direi buona la prima e avrei un'ulteriore cosa da darti. Questa è, visto che abbiamo, questa è la maglietta del I Am My Dream, la maglietta Fantastico. che porto su anch'io. Grazie. I tuoi sogni, chiamali obiettivi. Bellissimo. Molto bella.